Buongiorno ai titoli. A Palermo secondo attentato intimidatorio in 2 mesi ai danni della Sicily by Car di Tommaso Dragotto. Incendiate a Villa Grazia di Carini 20 auto parcheggiate nel piazzale del nuovo salone espositivo dell'azienda. Palermo violenta, una 16enne peruviana e il fidanzato marocchino aggrediti e feriti a colpi di bottiglie. Allarme sicurezza, il ministro Piantedosi annuncia 60 telecamere per controllare il centro. In prefettura a Catania è stato sottoscritto con i gestori dei locali un protocollo per la sicurezza nelle zone della Movida, previsto anche l'utilizzo di metal detector per il personale di pub e discoteche. Senza sosta i morti sul lavoro, 2 operai hanno perso la vita schiacciati dal muletto che manovravano nei cantieri di Francofonte nel Siracusano nella zona industriale di Catania. Report femminicidi in Sicilia, dal 2010 sono 163 le vittime, con Catania che registra il dato più alto. A Catania, dopo le fiamme degli orti di Cibali alla Timpa di Leucadia, cresce la paura per nuovi incendi, situazione delicata a Barriera nell'area in abbandono a ridosso di una scuola. Calcio, il Catania vince con l'Ascoli, esce dai playoff in vantaggio 2-0, i rossazzurri sfiorano la terza rete e poi subiscono il gol del 2-1 decisivo in negativo, il pesantissimo 4-0 subito all'andata. Toscano dice: volevamo uscire a testa alta. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti. Un'ultima ora abbattuta dalle agenzie perché è stato trovato il tesoro illecito della droga di Mettia. Quando ha visto i carabinieri ha tentato Oltre 200 milioni di euro, è stato così appunto ritrovato l'enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore dei guadagni incassati negli anni '80 col narcotraffico sotto l'egida appunto del superboss Matteo Messina Denaro. Tutto è nato da un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri, durante la quale sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa ed è scattato il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione si è svolta in diversi paesi, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano e nel Principato di Monaco e anche in Spagna. Ulteriori aggiornamenti ovviamente ve ne daremo nelle prossime edizioni nei nostri telegiornali. Intanto andiamo avanti col nostro notiziario. C'è stata una notte di paura a Villa Grazia di Carini, siamo nel Palermitano, in fiamme infatti 20 vetture nella sede della Sicily by Car. La struttura, che fa capo all'imprenditore Tommaso Dragotto, si trova lungo la strada che collega la statale 113 a Via dei Pioppi. L'imprenditore dice: non abbiamo ricevuto richieste di pizzo. Marco Gullà. Ancora intimidazioni, ancora fuoco, in fiamme una decina di auto nel piazzale di una delle sedi di Sicily by Car. Un incendio è divampato la scorsa notte, distruggendo i mezzi parcheggiati all'esterno dello showroom, inaugurato 2 settimane fa a Villa Grazia di Carini dall'imprenditore Tommaso Dragotto, e scatenando un'enorme nube di fumo nero visibile dalla statale 113. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano per fare luce sull'accaduto. Dragotto, scosso dalla nuova intimidazione, dice: abbiamo visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ci sono 3 giovani che scavalcano la ringhiera, gettano benzina sulle auto e fuggono via. In 3 minuti hanno dato fuoco alle auto. E poi alla domanda se ha ricevuto richieste di pizzo, questa è la sua risposta. Nella maniera più assoluta e categorica, 0. Perché se ci fosse stata una pressione a questo l'avrebbero saputo già il comando carabinieri, assolutamente. E se io dico che ci sorrido direi una bugia, certamente la cosa dà molto fastidio, però noi non temiamo perché siamo pulitissimi. Quello della scorsa notte è il secondo episodio intimidatorio in 2 mesi nei confronti di Dragotto. Il 21 marzo sono stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov all'interno del deposito di via San Lorenzo. Episodi su episodi, intimidazioni su intimidazioni. Sempre ieri a Palermo, in via Donorione, un incendio è stato appiccato davanti a una saracinesca in un'agenzia immobiliare. La Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta su illeciti nel ciclo della gestione della discarica Timpazzo a Gela. Siamo in provincia di Caltanissetta, sono 6 gli indagati, compreso il vertice della società impianti SRR che gestisce il sito e il servizio rifiuti per l'area sud della provincia di Caltanissetta. Davanti al giudice per le indagini preliminari si presenterà anche l'amministratore
di impianti l'ingegnere Giovanna Picone, riconfermata lo scorso anno. A Palermo ancora c'è violenza perché una sedicenne peruviana e il fidanzato marocchino sono stati aggrediti e feriti a colpi di bottiglia. Intanto, proprio per l'allarme sicurezza, il ministro Piantedosi ha annunciato l'arrivo di 60 telecamere per videosorvegliare la zona soprattutto del centro. Sentiamo Marco Gullà. 60 telecamere in più di videosorveglianza e una più efficace regolamentazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi. Ad annunciare i provvedimenti dopo la sparatoria di Via La Lumia è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Chiusura anticipata dei locali che ha però spaccato i commercianti di Via La Lumia e Via Quintino Sella. C'è chi dice che non è così che si risolvono i problemi per contrastare la criminalità, chi la ritiene invece una misura eccessiva, ma c'è anche chi sostiene che potrebbe essere una strategia efficace per arginare il fenomeno della criminalità durante la movida. Oggi pomeriggio sit-in di residenti, commercianti e associazioni proprio in Via La Lumia. Noi siamo d'accordo sull'anticipo dell'orario di chiusura da parte dei locali, dei pub, eccetera, eccetera, sull'idea anche di istituire più pattuglie e più controlli. L'unica cosa che mi sento di dire in questo momento, forse perché, come dire, reduce da tante esperienze ormai, che queste cose quando succedono c'è appunto l'attenzione massima, quindi forze di polizia, di carabinieri, eccetera, eccetera. Poi, come naturalmente accade, tutto scema, tutto finisce. Negli ultimi 2 o 3 anni la situazione è peggiorata. Si vive male, io non invito più amici a fare una cena, me lo sono dimenticato, tornare troppo tardi non si può perché il portone dove sto viene totalmente occupato e c'è il mancato controllo, c'è un'anarchia assoluta, i ragazzi fanno quello che vogliono. A proposito di Movida, a Catania è stato siglato un protocollo in prefettura per gestori di esercizi pubblici e locali da ballo con l'obiettivo di prevenire atti illegali e situazioni di pericolo. Sentiamo Emanuela Corsi. Prevenire atti illegali e situazioni di pericolo all'interno e nelle vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali da ballo. In prefettura a Catania è stato siglato un protocollo per una movida più sicura. L'accordo di validità triennale costituisce un'avanzata sinergia tra pubblico e privato in piena attuazione della normativa vigente e delle linee guida del Ministero dell'Interno. Gli operatori che sceglieranno di aderire volontariamente si impegneranno ad adottare un pacchetto di misure che prevede anche l'installazione di impianti di videosorveglianza esterna sulle vie di accesso e di esodo. Ulteriori misure da adottare vertono su una maggiore illuminazione nelle aree di pertinenza come giardini e parcheggi e sull'adozione di un codice di condotta dell'avventore, la cui violazione consentirà ai gestori di negare l'accesso o allontanare i trasgressori. Per quanto riguarda i minori, oltre al divieto di somministrazione di alcolici, verrà utilizzato un timbro lavabile sul corpo dei ragazzi per facilitare il controllo visivo del personale ed evitare l'elusione delle norme. Nei locali da ballo si attiveranno contapersone e addetti alla sicurezza proporzionali alla capienza, ma anche metal detector, 4 addetti antincendio, corsi di primo soccorso per lo staff ed etilometri all'uscita. Parallelamente verrà rafforzata l'azione di controllo lungo le vie di afflusso e il contrasto alle organizzazioni abusive di spettacoli e ai falsi circoli privati. L'efficacia complessiva dell'accordo sarà monitorata da una cabina di regia istituita nella prefettura etnea. I finanzieri di Ragusa hanno sequestrato circa 2.500 litri di gasolio agricolo e denunciato il titolare di una carrozzeria di autoveicoli rimorchi di Vittoria per sottrazione fraudolenta al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per la mancanza del certificato di prevenzione incendi. Il carburante era in 3 cisterne, certificato di provenienza non era stato indicato, tanto che l'accusa era di aver utilizzato indebitamente il gasolio per i mezzi dell'azienda. 4 morti sul lavoro in un solo giorno e la Sicilia e l'isola resta tra le regioni più a rischio, già 18 le vittime dall'inizio del 2026. Indagini in corso per ricostruire la dinamica anche dell'incidente in cui ha perso la vita Francesco Cannone, giovane operaio e anche calciatore molto conosciuto nel catanese, ma c'è stato anche un incidente sul lavoro a Francofonte nel Siracusano. Sentiamo Eva Spampinato.
4 morti sul lavoro in poche ore ieri in Italia, una nuova scia di sangue che riaccende l'allarme sicurezza nei cantieri, nei magazzini, nelle aziende. 2 delle vittime sono siciliane e si aggiungono al triste elenco delle 18 morti bianche avvenute in Sicilia dall'inizio del 2026. È evidente che il numero di morti sul lavoro continua a essere inaccettabile. Occorre rafforzare prevenzione, controlli e vigilanza perché la sicurezza deve essere garantita prima che accadono le tragedie. Ieri a Francofonte, nel Siracusano, un operaio ucraino di 35 anni è morto schiacciato da alcuni pallet contenenti pannelli fotovoltaici. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite un muletto e sempre un muletto ha provocato la morte di Francesco Cannone alla zona industriale di Catania. Una tragedia che ha colpito profondamente l'intera comunità perché il 31enne, che lascia 2 figli piccoli, era molto conosciuto, un bravo giocatore di calcio del vivaio del Catania Calcio che ha giocato poi in diverse squadre dilettantistiche del catanese. Si parla di un possibile problema al muletto, ma proprio per questo è fondamentale capire se il mezzo fosse pienamente efficiente, se fossero stati effettuati tutti i controlli e la manutenzione prevista e se le condizioni operative fossero adeguate. Pare che Francesco, che non era impiegato nell'azienda di logistica dove ha perso la vita, si sia lanciato dal muletto perché il mezzo non frenava più e poi è rimasto schiacciato. Ma le indagini chiariranno la dinamica. A Catania ha illustrati i dati sui femminicidi dal 2010 a oggi nella sede dell'associazione Centro Famiglie, che si occupa del sostegno alle vittime ma anche del recupero degli uomini violenti. Il fenomeno è in leggera diminuzione, ma Catania rispetto alle città siciliane è maglia nera con 52 casi. Simona Mazzona. Dal 2010 ad oggi in Sicilia sono 163 le vittime di femminicidio. Anche se dai dati raccolti dall'associazione Centro Famiglie il fenomeno è in leggera diminuzione, Catania rispetto alle siciliane è maglia nera con 52 casi. Noi abbiamo fatto un lavoro molto approfondito di tutte le situazioni di femminicidio dal 2010 ad ora, è un dato un po' inedito, però ad oggi questo è, con alcuni centri con particolare riferimento, Caltagirone. Intanto i casi legati alla violenza di genere e ai maltrattamenti rimangono un'emergenza costante. Grazie a Dio noi abbiamo una ottima collaborazione con la questura, credo che sono molto aumentate le denunce. Il Centro Famiglie con sede operativa a Catania è impegnato nel contrasto alla violenza su più fronti grazie a una rete con gli uffici della questura e dell'UDEPE, l'organo ministeriale che gestisce le misure alternative alla detenzione, a Tamara Ollus e agli enti collegati. Accanto a loro il CUAV si occupa di avviare un percorso di consapevolezza e recupero con incontri individuali e di gruppo per gli uomini autori di violenza. Organizziamo dei percorsi di riflessione sugli agiti violenti che hanno compiuto. La parte più importante comunque è la loro consapevolezza. Solo nel 2026 sono stati 56 gli uomini che si sono rivolti spontaneamente al centro. Qual è la prima cosa che dite a un uomo che si presenta da voi? Sicuramente c'è una domanda per noi fondamentale, che è quella del riconoscere perché è qui. Intanto il 6 giugno torna a Catania l'evento nazionale I panni sporchi, si lavano in pubblico con flash mob per dare un segnale unitario contro la violenza. L'ST Microelectronics di Catania senza acqua potrebbe fermare la nuova fase del progetto sul carburo di silicio, rischia di saltare il più grande investimento attualmente previsto per il sud Italia. Il motivo? Sta per scadere il contratto di approvvigionamento idrico con la Sidra. I sindacati chiedono al Comune una risposta urgente. Sentiamo Eva Spampinato. 400 metri cubi d'acqua all'ora è su questo numero che oggi si gioca il futuro del più grande investimento industriale previsto nel sud Italia. A lanciare l'allarme sono i sindacati di ST Microelectronics Catania che chiedono risposte immediate sul contratto idrico tra l'azienda e la Sidra. Il 1° aprile alla Regione Sicilia, davanti all'assessore Tamaio e al nostro sindaco Trantino, l'azienda è stata chiara. C'è tutta la volontà di continuare nell'investimento annunciato, ma precondizione affinché tutto questo accada è la sicurezza dell'approvvigionamento idrico entro giugno. Perché senza quell'accordo necessario entro giugno 2026 STM potrebbe fermare la nuova fase del progetto sul carburio di silicio, strategico per microchip e tecnologie avanzate. Se questo non accadrà, ci sono dei responsabili con un nome e un cognome, a partire da chi amministra
questa città, per finire alla Regione e persino il Ministero. In gioco non c'è soltanto una trattativa tecnica, ci sono posti di lavoro, sviluppo industriale e il ruolo di Catania nella partita internazionale dell'innovazione. Quando le nostre istituzioni non sono in grado di fornire il minimo di strumenti infrastrutturali, mi chiedo, sono incompetenti o peggio ancora, sono complici della desertificazione industriale del nostro Paese. Siracusani in piazza contro l'emergenza idrica che da settimane sta colpendo soprattutto il centro. Ieri sera la manifestazione in piazza Archimede davanti alla prefettura con i residenti stanchi di continui disservizi. Francesco Aloi. L'acqua zampilla nella fontana di Diana, eppure in alcune zone di Siracusa è emergenza idrica. Una situazione insostenibile con frequenti disservizi. Per questo ieri sera c'è stato un sit-in davanti alla prefettura. Siamo qui per manifestare anche la nostra preoccupazione per il futuro, per quello che può accadere da giorno 1 giugno, quando è prevista il passaggio di consegne dal vecchio gestore al nuovo gestore. È un'operazione molto delicata, intendiamo chiedere a Sua Eccellenza il Prefetto di farsi da garante. L'acqua c'è, ma oltre il 65% si perde lungo il percorso. Ortigia e Borgata, i quartieri più colpiti. Non veniamo avvisati e quindi viene tolta all'improvviso. Ci alziamo la mattina che non possiamo nemmeno organizzarci la giornata, perché se una deve andare a lavorare ovviamente si deve lavare. Ha più di 4 mesi che non abbiamo più acqua a casa. L'estate è alle porte e la città è già piena di turisti, ma c'è chi, arrivato nella struttura ricettiva, ha deciso di andare via per alloggiare in un'altra zona. La causa, la mancanza di acqua. Sinceramente è vergognoso dover comunicare ai turisti che non c'è acqua. Io mi vergogno. Ma quando i rubinetti sono a secco, a farne le spese sono anche bar e ristoranti. Adesso stiamo raccogliendo delle firme per chiedere al prefetto di convocare un tavolo tecnico con Comune, SIAM e gli altri soggetti interessati. Ci fermiamo una breve pausa, poi a Catania dove cresce un po' la preoccupazione per i continui incendi. A Catania, dopo le fiamme agli orti di Cibali e alla Timpa di Leucatia, cresce la paura per possibili nuovi incendi. Situazione delicata infatti a Barriera, dove un'ampia area in abbandono è proprio a ridosso di una scuola. Tonino De Mana. Una proprietà privata per un pubblico pericolo o un pericolo pubblico. Dopo le fiamme agli orti di Cibali e alla Timpa di Leucatia, cresce la paura a Catania per ampie zone di terreno incolte che potrebbero innescare altri incendi. Sempre più delicata la situazione in via Riccardo Quartararo a Barriera, dove le sterpaglie secche sono a ridosso del muro perimetrale dell'istituto comprensivo Italo Calvino. Più che legittime le preoccupazioni dei genitori, degli alunni e dei residenti, che sollecitano interventi prima che sia troppo tardi. In questo momento è una bomba vera e propria, perché nel periodo degli incendi, nel periodo di tutto quello che sta succedendo, qua c'è in primis c'è una scuola, poi ci sono le case. Ci diranno sicuramente che questa è una proprietà privata e quindi deve intervenire il privato, ma se il privato non interviene, il comune non interviene, chi deve intervenire? Il fuoco, dobbiamo scappare di notte, di giorno, i ragazzi, si sta finendo la scuola, ma la scuola c'è. Sono state fatte diverse segnalazioni anche per quanto riguarda la pulizia in generale della zona. A settembre si ricomincia. Come lo troveremo questa zona? Mi auguro che sia sistemata, non ne sono certa. Un'altra bomba ecologica si trova a ridosso del viale Tirreno. Qui l'area trasformata in una mega discarica è stata già interdetta dalla polizia locale, anche se qualcuno ha strappato gli avvisi, ma per la bonifica non ci sono ancora tempi certi, colpa, neanche a dirlo, di pastoie burocratiche. Con 19 bandiere verdi i pediatri premiano le spiagge della Sicilia, seconda regione in Italia, e il podio conferma la qualità delle nostre coste. Modica la consegna delle bandiere della provincia Iblea che ne vanta 7. Veronica Barbarino.
da Balestrate a Campobello di Mazara, da Menfi a Lipari passando per Pozzallo. I pediatri italiani premiano con 19 bandiere verdi la Sicilia. L'isola si conferma tra le mete ideali per le vacanze delle famiglie con bambini. Seconda regione in Italia, dopo la Calabria e prima della Sardegna, tra le province dell'isola spicca Ragusa, con ben 7 località premiate lungo tutta la fascia costiera. Un risultato importante, celebrato a Modica, che per la prima volta ottiene il vessillo. I pediatri si basano sulla loro esperienza professionale, sulle caratteristiche ambientali, perché ci deve essere praticamente una spiaggia vivibile, ma anche servizi per le famiglie, perché quando una famiglia va in vacanza è tutta la famiglia che va in vacanza, per cui si devono divertire tutti, però servono anche dei servizi. I criteri di selezione sono rigorosi, devono esserci spiagge con fondali bassi, spazi adeguati, servizi per bambini, presenza di bagnini e un ospedale pediatrico vicino. Ma serve anche un ambiente vivace e stimolante, dove i più piccoli possano socializzare e sviluppare capacità sensoriali e relazionali. Ma da quali spiagge stare lontano secondo i pediatri? Quella dove non c'è il servizio di salvataggio. Perché il relax è importante, ma con i bambini al mare, attenzione e sicurezza devono sempre venire prima di tutto. Successo alla Palacongressi di Agrigento per Villa Malgiocondo, lo spettacolo che ha chiuso la stagione teatrale Riflessi culturali. In scena i giovani protagonisti del progetto Pirandello guidati dall'attore Gaetano Aronica. Sentiamo Davide Sardo. Applausi e grande emozione al Palacongressi per Villa Malgiocondo, lo spettacolo che ha chiuso la stagione teatrale Riflessi culturali. Sotto lo sguardo dell'Efebo di Agrigento, i personaggi di Luigi Pirandello sono tornati in scena grazie al lavoro di Gaetano Aronica e Giovanni Volpe. Villa Malgiocondo è una casa di cura sospesa tra realtà e fantasia, un luogo dove vivono i personaggi delle opere pirandelliane tra dolore, dubbi e voglia di riscatto. Sul palco anche Gaetano Aronica nel ruolo del dottor Luigi, guida di queste anime tormentate. Pirandello ha tante facce quante ne ha il mondo e forse anche di più, aveva previsto più o meno tutto e noi siamo felici di farci, come dire, messaggeri delle sue opere. Lo spettacolo ha unito storie tratte da opere celebri come L'uomo dal fiore in bocca, Così e se vi pare e Il fu Mattia Pascalla. Protagonisti anche gli allievi del progetto Pirandello, il laboratorio teatrale promosso al Parco Archeologico della Valle dei Templi. I ragazzi hanno seguito didatticamente quelle che sono le principali teorie e tecniche dell'attore del Novecento. Se attraverso queste tecniche legate alla prosodia, legate al movimento fisico, hanno potuto a poco, dai primi di ottobre fino adesso, seguire un percorso. Una serata intensa che ha emozionato il pubblico e chiuso tra gli applausi la stagione teatrale del Palacongressi. Breve pausa, poi lo sport, il calcio. Il Catania ieri ha vinto al Massimino contro l'Ascoli, ma esce fuori dai play-off. Il Catania vince con l'Ascoli ma esce dai play-off in vantaggio 2-0. I rossazzurri sfiorano la terza rete per poi subiscono il gol del 2-1 decisivo in negativo, il pesantissimo 4-0 subito all'andata. Sentiamo Marco Carli. Il Catania ci mette l'orgoglio, vince 2-1 con l'Ascoli dopo essere stato in vantaggio 2-0 e aver sfiorato il terzo gol. Rossazzurri fuori dai play-off con una domanda aperta: come sarebbe andata se al Del Duca gli etnei avessero messo la stessa voglia e convinzione mostrata al Massimino. Toscano, al passo d'addio, per inseguire il miracolo si affida alle due punte, Caturano e Forte, contemporaneamente in campo. Il Catania prova subito a pressare, l'Ascoli non rinuncia a giocare ma arriva l'errore. Di Tacchio va in pressione su Vitale che sul retropassaggio riesce solo a toccare senza controllare. In agguato c'è Caturano che spedisce il pallone in rete 1-0 dopo poco più di 7 minuti. L'Ascoli ha subito la possibilità di pareggiare, ma Dini è bravo su Duffizzi. Poi si ripete su Alagna che riceve da Guiebre e trova sulla sua strada ancora il portiere. Altre parate di Dini ma anche qualche occasione etnea portano all'azione del 2-0. Rilancio lungo, la palla arriva a Caturano che serve Forte. Il sinistro sull'uscita di Vitale è chirurgico 2-0. Il Massimino è una bolgia, i rossazzurri vanno al riposo sperando nel miracolo.
Il Catania ritorna in campo invece dei fischi iniziali, trova l'incoraggiamento del pubblico, i rossazzurri ci credono, D'Ausilio si lancia verso l'area avversaria, potrebbe servire Caturano sulla sua sinistra ma va in azione personale, conclude dopo un dribbling e manda il pallone sull'esterno del palo. Poteva essere il gol che avrebbe riaperto definitivamente la doppia sfida mandando l'Ascoli in affanno. È il vero spartiacque del match perché il Catania non riesce più a rendersi veramente pericoloso pur continuando a premere e collezionando punizioni e angoli fino alla rete che spegne ogni speranza. I marchigiani riescono a ripartire spinti come al solito da Gujebre che serve Ovisak, il tiro sbatte contro il palo ed entra 2-1. L'atmosfera al Massimino cambia completamente, bombe carte e fumogeni fanno fermare il gioco fin quasi al 90°. I successivi 6 minuti di recupero vissuti in un clima surreale servono solo a mandare la sfida in archivio, così come una stagione vissuta per mesi da protagonisti e poi chiusa da una serie di errori ad ogni livello e moltissimi rimpianti. Adesso sentiamo l'allenatore toscano nel post partita. I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, peccato per al 50° il palo di D'Ausilio e anche l'azione di Casasola, perché i ragazzi ci credevano all'impresa. Ripeto, trovare le parole in questo momento perché non è facile. Volevamo fare una partita di grande orgoglio, di uscire a testa alta se dovevamo uscire, ma noi ci credevamo di fare l'impresa. Ci è rimasto di uscire a testa alta. L'avevo detto ai ragazzi, magari non troveremo il pubblico dalla nostra parte, ma starà a noi a trascinarlo. Infatti dopo che abbiamo iniziato a giocare, a dimostrare che volevamo fare l'impresa, ci hanno sostenuto fino alla fine, ci hanno spinto e questo è stato bello in un momento delicato del genere dopo la partita d'andata. È tutto per questa edizione, vi ricordo la prossima alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.